Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, così almeno sembra. È veloce Today Winner Font che va al comando nei confronti di Barolo Griff. Prova a presentarsi in avanti Buffon Jet dalla seconda fila. E così Buffon Jet al comando, dopo 200 metri rimane allo scoperto Vaimo Blessed. Schema ribaltato da Buffon Jet che aveva il numero in seconda fila, ma è riuscito a sfilare al comando filtrando numero 6, tra i cavalli. Carosio Light, Buffon Jet in vantaggio, squalificato. Today Winner Font in seconda posizione, all'esterno c'è Vaimo Blessed che tiene in corda Barolo Griff, poi Daddy P che va a fare la seconda pariglia esterna precedendo Capta che è già lì dopo 400 in 31. I 600 metri della testa se ne vanno in 46,9. Vantaggio Buffon Jet nei confronti di Today Winner Font, all'esterno rimane sempre Vaimo Blessed. Non cambia nulla dopo 800 metri di corsa passati in 1 e 2. Sulla piegata di sinistra Buffon Jet continua a guidare il gruppo nei confronti di Today Winner Font, allo scoperto Vaimo Blessed non va in pressione, lascia fare il leader a Buffon Jet che si permette 1 chilometro in 1:17,8. Passaggio davanti alle tribune con Buffon Jet che guida nei confronti di Today Winner Font, Vaimo Blessed all'esterno, Barolo Griff in corda, Daddy P in pariglia precedendo Capta e Zuvetti CSM. 14,7 davanti alle tribune e accelera in progressione Buffon Jet che lascia a 3-4 lunghezze Today Winner Font e Vaimo Blessed che per il momento non riescono ad andargli dietro. La frazione in 14,7 sulla curva propone Buffon Jet a metà della retta opposta alle tribune in nettissima evidenza nei confronti di tutto il resto del gruppo. Rimane sempre secondo Today Winner Font avanti a Barolo Griff. Vaimo Blessed di fuori prova a venire via Daddy P anticipando le mosse di Capta. 2-1-1 per il miglio di gara da parte di Buffon Jet che è in netto vantaggio, anche se ha affievolito un po' l'azione. Provano ad avvicinarsi gli altri con Capta in mezzo alla pista. Buffon Jet entra in retta arrivo in nettissimo vantaggio nei confronti dei rivali. Today Winner Font è sempre secondo avanti a Capta che scatta a centropista nel finale. Buffon Jet viene a vincere in maniera netta per il secondo posto. Capta probabilmente piega Today Winner Font. 32 ad arrivare per il successo di Buffon Jet. Per Vincenzo Gallo in Salchi, Saverio Gallo al training, i colori di Michele Immobile. Vince il 7 anni da Igor Font che in percorso di testa si impone. Vincenzo Gallo che ringrazia il proprio allievo con una carezza sul posteriore. Il successo di Buffon Jet e Vincenzo Gallo in questa prova con i nastri, sfila a condurre e non si prende più. 9-11-3 in numeri, il probabile arrivo della settima. Nicole.